Pronto? Sì? Lei è nero o bianco? Pronto? Pronto? Sì. Lei è nero o bianco? La tua sorella com'è? La mia sorella è gialla. Allora mettila al muro. C'ha l'itterizia. Allora mettila nel culo. Ma perché, scusi? Ma io non l'ho mica offesa, ma ci rendi conto? Incredibile. Lei è nero o bianco? Ci avrà qualche complesso? Forse è una persona razzista. Può darsi che sia una persona razzista, la quale persona non abbia piacere di essere anche lontanamente considerato nero. Ecco. Ma no? Sarà. Pronto? Scusi, lei è giallo, bianco, nero o marrone? Ma senti un po', ma te chi sei? Guardi, lei mi ha mandato a fare in culo un attimo fa. Ecco, per questo mi è venuto in mente il marrone. Allora? E allora mi dici chi sei? Siccome io non l'ho offesa, va bene, io vorrei sapere perché. Quando telefona una persona che non conosci, innanzitutto si presenti, dica chi è. Chi ha detto che non la conosco? E poi. Chi ha detto che non la conosco? Allora lei Io la conosco. Lei dica chi è. Come si chiama lei? Come si chiama lei? Ecco, io dico, cioè, chi è? Lei dal momento che mi ha telefonato sa chi sono. E allora non glielo chiedo, infatti non glielo chiesto. Ma lei come si chiama? Come si permette di chiederlo a me? Ma lei a che titolo mi chiama? Ma scusi, visto che ho telefonato io, perché lei me lo chiede? Scusi, a che titolo la chiamo? Sì. Oh, titolo, mettiamo titolo, no? Allora, titolo, bianchi, neri, gialli, rossi, ecco, verdi e marroni. Ora mi dica come si chiama lei. Ecco, sottotitolo, non mi va di essere mandato a fare in culo. Lei mi dica come si chiama. Anche perché sottotitolo io non ho offesa. Ma lei mi vuol dire come si chiama? Guardi, il fatto del mio nome è un fatto riservato. Appunto, arrivederci. Perché vabbè, ora lo richiamo e gli dico un nome. Vediamo se. Ma guarda ragazzi, ma vi rendete conto? Che cosa come l'ha presa? L'ha presa in un modo? Che gente c'è nel mondo! L'ha presa così, L'ha presa così. È andata così. Vediamo un po', dai. L'ho richiamato. Pronto, chi parla? Giorgio, mi chiamo Giorgio. Sì, mi dica. Ecco, siccome quel signore prima voleva tanto sapere come mi chiamo. Sì, mi dica allora. Io, appunto, ecco, io volevo sapere, ma suo marito, parliamoci chiaro, l'uccello ce l'ha chiaro o scuro? No, perché ci sono quelle persone ce l'hanno nero, nero, anche se sono bianchi, Sì, ma io non me l'hanno detto, no, non lo so. Sì, è così. Mi piacerebbe richiamare però, sì, stessa persona, stessa. Ora mi è preso i colori, mi è preso sui colori. Mi è presa così sui colori. Ma che devo dire io? E questo non mi ha ancora detto di che colore è, il fatto è questo, no? Pronto? Allora devo dedurre che lei è nero. Senti, te sei un gran testa di cazzo e se potessi sapere chi sei ti faccio una testa e un muso grosso come una scimmia. Ce l'ho già di cazzo, ma cosa devo farmi? Hai capito? Te sei un pezzo di merda perché quando uno non dà nemmeno il nome e cognome vuol dire che sei un pezzo di merda. Mi chiamo Giorgio Gigi. Allora sei un gran pezzo di merda. Ho dato il nome e cognome. E se ti potessi trovare per strada ti faccio un muso grosso quanto una scimmia. Ma cosa ti ho fatto? Te sei un testa di cazzo. Ma cosa ti ho fatto? Sei un testa di cazzo. Cosa ti ho fatto? Te sei un testa, non ti permette più di telefonare. Io ho chiesto solo i colori e basta. Dimmi come ti chiami e dove abiti. Giorgio Gigi, via delle Cantonate numero 23. Va bene? Chiaro? Vieni a trovarmi, ti do anche il numero telefonico. Io sono innocente, io sono puro come l'aria che si respira in centro. Ecco. Allora, vuoi il numero telefonico? Scrivilo. Dimmi, allora, come ti chiami? Giorgio Gigi. Giorgio? Gigi. Gigi, tutto attacca, Gigi. Cicci, sì. No, Cinci, no, calma, Gigi con le G. 3 G ci sono, Gigi. La tua moglie la passera come ce l'ha? Bianca o nera? Ce l'ha rosata. Rosata, che sì. è una puttana.
Perché? Eh? Tua moglie La come c'è? rosata, vedo. Ce l'ha rosata, e allora? Allora guarda, non richiamare, perché se ti richiami ti venga a trovare. Lo vuoi il numero telefonico? Sì. Allora scrivilo. Ma fa la salsetta, dai, quella Befana. Dammi il tuo numero di telefono. 111 Sì, 111. Allora metti solo un culo tutto lungo in quel modo lì, stronzo. Prefisso 11. Ma come sei incazzato? Ma per nulla, ma per nulla. Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete